È la colorata manifestazione di protesta messa in scena stamane da Greenpeace a Venezia per denunciare come le principali aziende petrolifere e del gas in Europa sfruttino pubblicità e sponsorizzazioni per distogliere l'attenzione dalle loro responsabilità nella crisi climatica, dicono i manifestanti, che minaccia la stessa esistenza di città come Venezia. Città come Venezia sono in pericolo a causa dei cambiamenti climatici, quegli stessi cambiamenti climatici che sono causati principalmente dalle aziende del petrolio e del gas, come Eni, Shell, Total Energies e Repsol. Siamo qua per denunciare l'inganno di queste compagnie, il loro tentativo di greenwashing, di sembrare più sostenibili e più attente all'ambiente di quanto sono, e per chiedere all'Unione Europea una legge che vieti una volta per tutte le sponsorizzazioni e le pubblicità delle aziende responsabili della crisi climatica. Spostandosi in barca tra i canali, volontari e volontarie si sono posizionati di fronte ai luoghi simbolo come Piazza San Marco e il Ponte dei Sospiri, inscenando l'ultimo tour prima che la città venga sommersa dall'acqua. Questa non è una semplice provocazione, hanno concluso i manifestanti, ma un grido d'allarme per il destino della città e una denuncia dei principali responsabili della crisi climatica.